In Liguria c'è una situazione di criticità idrica, soprattutto nel ponente, e un elevato rischio per l'uso di acqua potabile a causa dell'assenza di precipitazioni significative fin dall'autunno 2021. Questo dice il monitoraggio effettuato dagli osservatori degli usi idrici che ha portato alle linee guida che Regione Liguria ha inviato ai comuni per limitare l'uso di acqua potabile e prevenire un aggravamento della situazione. L'invito è stato fatto qualche giorno fa e per ora solo alcuni lo hanno seguito, tra questi Santa Margherita Ligure che ha firmato l'ordinanza mercoledì 29 giugno. A monte di questo ordine c'è poi un invito, che è la parte credo più importante, che è quello, come dire, a un uso sensato dell'acqua in qualunque contesto, in qualunque situazione. Perché credo che nel momento in cui viene rappresentata un'esigenza che riveste tutto il territorio regionale, ciascheduno deve cominciare a fare la sua parte per evitare poi che quella esigenza iniziale diventi poi un problema reale successivo. Diciamo, sottolineiamo il fatto che non è che sta finendo l'acqua a Santa Margherita, ma si tratta principalmente di un modo di prevenire e anche di sensibilizzare la popolazione. Sì, credo peraltro che, specialmente durante una stagione estiva come quella attuale, che è caratterizzata dall'aumento delle temperature, dalla scarsità delle precipitazioni, dall'aumento anche dei consumi e da un elevato tasso di siccità, sia una buona norma comportamentale e anche la dimostrazione di una sensibilità ecologica, essere attenti nell'uso dell'acqua. L'ordinanza prevede un elenco di cose che non si possono più fare con l'acqua potabile: irrigazione di giardini e prati, lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, riempimento di piscine. Sono ammessi solamente gli usi igienici, sanitari e alimentari. Chi ha l'orto familiare può tranquillamente usufruirne dell'acqua per bagnare i suoi prodotti e potersene poi cibare tranquillamente. Chi ha i fiori non deve mica far morire i fiori, evidentemente. Si parla di evitare danni permanenti a cose o persone, quindi evidentemente se hai dei fiori basta che li bagni lo stretto necessario, non durante il giorno ma nelle ore notturne, per evitare l'evaporazione di una parte di quest'acqua.